L'Akragas si avvia verso il match contro il Lecce. La partita casalinga, si fa per dire, vedrà sabato di fronte l'ultima, cioè l'Akragas, con la prima in classifica. Il Lecce, rincorso dal Catania, non dovrebbe avere grosse difficoltà, ma le sorprese nel calcio sono sempre dietro l'angolo ed è quello che sperano naturalmente i tifosi biancoazzurri, i quali hanno avviato una protesta a colpi di striscioni. Ieri allo stadio Esseneto ne sono spuntati due abbastanza chiari su quello che è lo stato d'animo della tifoseria ad Agrigento. Inutile dire che nel mirino è finito anche l'allenatore Raffaele Di Napoli, invitato senza mezzi termini a lasciare la guida dell'Akragas, visti i risultati davvero unici nella storia di una squadra di calcio di Serie C. Dal canto suo, come è noto, Di Napoli non intende però dimettersi. Lo striscione che la dice lunga sul rapporto che si è creato con la società è rivolto a Silvio Alessi, da sempre si può dire poco simpatico ad un nutrito numero di tifosi, i quali ieri sono usciti allo scoperto accusando a chiare lettere Silvio Alessi. Si dice che le cause del disastro siano altre e non l'allenatore. Allora sarebbe opportuno fare chiarezza una volta per tutte e finirla con una presa in giro che sta diventando, come i fatti dimostrano, assolutamente insopportabile.